La testimonianza di un trevigiano che alla ricerca di un posto di lavoro in Trentino in più occasioni si è sentito rispondere: non assumiamo italiani. Il suo racconto ai nostri microfoni. Caso Compiano, smontato in udienza preliminare l'impianto accusatorio per il giudice. Non si trattò di bancarotta fraudolenta ma di una semplice appropriazione indebita. La procura allibiti, dicono. Anziana di 81 anni in coma da un anno dopo essere caduta da un sollevatore in una casa di riposo di Castelfranco, indagata un'operatrice sanitaria. La polizia locale di Treviso scopre un nascondiglio all'interno dello scantinato del teatro Eden, utilizzato da 5 giovanissimi per consumare alcol e droga. Il 9 ottobre 1963, la tragedia del Vajont, il messaggio del capo dello Stato Mattarella: morte e distruzione erano evitabili. Commemorazione, ricordo, ma anche rabbia. Il prossimo 16 dicembre 26 comuni del Veneto chiamati a votare se dire sì o no alla fusione tra amministrazioni, tra questi Paderno del Grappa e Crespano del Grappa. Sabato scorso ha cantato in Vaticano davanti a Papa Francesco le emozioni del giovane cantautore trevigiano Emanuele Conte. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. In primo piano la testimonianza di un trevigiano. Si parla molto in questi giorni, si dibatte del razzismo in ambito lavorativo dopo la vicenda che abbiamo raccontato anche nel nostro telegiornale di Venezia in questi giorni, di una ragazza di colore di Spinea che ha appunto denunciato di essere appunto stata lasciata a casa, non è stata assunta per il colore della pelle, un caso peraltro dai contorni non ancora chiari. Ebbene, ma cosa accade se la vittima del razzismo è un italiano, un veneto e per di più un trevigiano? È accaduto a Oriano Agostini, ce l'ha raccontato e ha raccontato di aver cercato più volte lavoro in Trentino, di essersi sentito rispondere sempre: non assumiamo italiani. Sentiamolo. Io sono stato vittima di razzismo in Trentino Alto Adige, la patria dei nostri fratelli, si può dire perché siamo vicini. Sono stato discriminato in quanto italiano. Oriano Agostini ha 53 anni, vive a Musano, una serie di lavori precari che lo portano a cercare un impiego al di fuori dei confini veneti. Armato di curriculum e di tante speranze, parte in auto verso il Trentino. Ho cercato lavoro come stagionale presso il Trentino, un lavoro semplice come spalaneve, lavapiatti, eccetera. Qualcuno si è limitato a ricevere il curriculum liquidandolo con il classico "le faremo sapere". In altri casi invece, signor Agostini, si è sentito dire chiaramente che non mi assumevano perché ero italiano. Perché le hanno detto che non prendevano italiani? Hanno giustificato questo rifiuto? Hanno preconcetti che gli italiani non hanno voglia di lavorare. Un'esperienza che ha toccato nel profondo il 53enne. E in determinate situazioni, quando attraversi una fase delicata e non ti aiuta molto, diciamo che può avere anche ripercussioni a livello psicologico. Non è piacevole sentirsi rifiutati. Oriano Agostini ha deciso di raccontare la sua esperienza dopo aver sentito la denuncia fatta su Facebook da Judith, ventenne di Spinea, che ha raccontato come sarebbe stata rifiutata ad un colloquio per un posto come cameriera a causa del colore della sua pelle. E ora, con l'amaro in bocca, Agostini spiega come il razzismo non riguardi solo i cittadini stranieri. Il razzismo c'è, però è al contrario. E questo è il discorso, che i veri razzisti, sono proprio gli italiani che preferiscono gli altri agli indigeni, alle persone del luogo. Questo è il discorso. Questa cosa qua non va bene, il paese così se ne va allo sfascio. Prima ti devi creare un'economia con la tua gente e poi si avanza con gli altri. E allora il caso Compiano smontato in udienza preliminare il lavoro, l'impianto accusatorio della procura. Per il giudice infatti non si trattò di bancarotta fraudolenta ma di una semplice appropriazione indebita. Dunque, per la sottrazione di quasi 36 milioni di euro, Luigi Compiano, che rischiava fino a 10 anni di reclusione, potrebbe scontarne meno di 3. Caso NES, smontato in aula il quadro accusatorio composto in anni di indagini dalla procura a carico di Luigi Compiano. Il giudice Angelo Mascolo ha derubricato l'accusa di bancarotta fraudolenta per i 36 milioni di euro spariti dal cavò della Nord-East Service di Silea ad appropriazione indebita, reato molto meno grave per il quale Compiano andrà a giudizio il 9 maggio prossimo. Assoluzione invece per i 4 membri del CDA finiti a giudizio insieme a lui con l'accusa di aver aggravato il dissesto della NES. Il difensore di Compiano, l'avvocato Piero Barolo, aveva chiesto per il suo assistito il dibattimento per il processo principale a suo carico e il rito abbreviato
per i 3 procedimenti per bancarotta semplici legati alle società Assitel, Autocom e Istituto di Vigilanza Compiano, per i quali il giudice ha invece assolto l'imputato perché il fatto non sussiste. Il procuratore della Repubblica, Michele Dalla Costa, si dice stupito e spiazzato da entrambe le decisioni. C'è certo una delusione, dovremmo leggere le motivazioni delle sentenze, così emotivamente e sapendo del lavoro che era stato fatto, dell'accuratezza con quale questo lavoro era stato fatto, dell'impegno che si era messo nello svolgimento dell'attività di indagine preliminare, evidentemente queste decisioni non le capiamo. Non mi pare che abbiamo dei motivi per cui, rammaricarci di come abbiamo fatto le indagini. La procura, annuncia Dalla Costa, è pronta a fare ricorso. Non ci stiamo così, vediamo un attimo quali sono le motivazioni. Se, come pensiamo, queste motivazioni non poggiano su basi solide, sicuramente noi all'ufficio valuterà l'opportunità di fare appello. Ancora la cronaca giudiziaria con una operatrice sanitaria di 30 anni indagata per la vicenda di un'anziana di 81 anni non autosufficiente in coma da 1 anno dopo una caduta in una casa di riposo di Castelfranco. Da 1 anno in coma e nessuno sembra voler ammettere le proprie responsabilità. L'anziana di 81 anni è ospite di una casa di riposo di Castelfranco. Un giorno, come tanti, la donna dalla carrozzina doveva essere messa a letto con l'aiuto di un sollevapersone, ma qualcosa è andato storto e l'ospite è caduta rovinosamente a terra. Numerose lesioni che hanno costretto gli operatori a chiamare subito il 118. Portata in ospedale, l'anziana è entrata in coma e da allora non si è più ripresa. I familiari, dopo aver atteso che qualcuno si facesse avanti, hanno deciso di sporgere denuncia. Sul triste fatto accorso a nostra madre hanno spiegato siano effettuate le opportune indagini da parte della competente autorità giudiziaria affinché eventuali responsabilità penali in capo al personale sanitario della struttura siano accertate e perseguitate nei modi di legge. Così il pubblico ministero di Treviso ha aperto un fascicolo ed è iscritto nel registro degli indagati un'operatrice di 30 anni. L'accusa è lesioni personali colpose. Ed ora la memoria di quanto accadde esattamente 55 anni fa, il 9 ottobre 1963, la tragedia del Vajont, una giornata di commemorazione, di ricordo, di messaggi. Il messaggio stamane del Capo dello Stato Sergio Mattarella, che ha detto morte e distruzioni erano evitabili, la tragedia evitabile, questa è la frase più ricorrente nella giornata di oggi, commemorazioni dicevamo e ricordi, anche rabbia. Tra gli altri oggi si è espresso lo scrittore Mauro Corona, che ha detto lo Stato ci deve chiedere scusa. Noi siamo in collegamento da Longarone con il nostro Lucio Zanato per parlare di questa giornata importante che ha colpito ovviamente nei suoi lutti anche la Marca. Lucio. Sì, buonasera ai telespettatori di Antena 3, guardate questo orologio, sono le 22:36 minuti primi, si è fermato qui il tempo del proprietario, si è fermato qui il tempo di 1910 vittime, sono quelle del cimitero di Fortonio, mi trovo nel luogo della memoria, questo è quanto rimane di quelle vite, ma è quanto rimane di quella Longarone, di quest'area spazzata via dall'acqua della diga del Vajont. Oggi, 55 anni dopo, qui c'è stato il sottosegretario all'interno che è venuto a trovare la comunità e ha detto tutto sommato noi da questa esperienza non abbiamo capito nulla. Perché? Perché giusto qualche mese fa, il 14 di agosto, una cosa molto simile è capitata a Genova con il Ponte Morandi. Sentiamo nell'intervista che abbiamo realizzato qualche minuto fa il sindaco di Longarone che parla proprio di questa visita e anche dell'inutilità di un'esperienza come quella del Vajont. Ma questa è una giornata per noi che lascia sempre grandissime emozioni, la presenza del sottosegretario unita anche al messaggio che ho letto del Presidente della Repubblica sono un segno di vicinanza da parte dello Stato e del Governo a questa comunità che ha subito una tragedia che ha un colpevole, che è l'uomo e lo Stato, quindi da parte nostra per noi è stata una giornata di memoria, di ricordo e di vicinanza soprattutto ai superstiti sopravvissuti. Senta, però questa tragedia è stata avvicinata a quella del Ponte Morandi a Genova. Sì, io sono convinto che quello
più in piccolo è stato un altro Vajont, è un esempio di come non siamo stati in grado di gestire al meglio la cosa pubblica, non sono stati effettuati controlli, ci sono state delle omissioni. Non ci sono dei colpevoli, perché purtroppo molte delle tragedie che accadono sul territorio del nostro paese non hanno dei colpevoli. Quindi ho puntato anche su una questione di giustizia, raccontando che proprio ieri qui abbiamo ospitato delle testimonianze dall'Aquila e da Viareggio. Pensate che la tragedia di Viareggio, dove esplose quel GPL provocando la morte di oltre 30 persone, il processo d'appello a 9 anni di distanza inizierà il 13 di novembre. Allora il Vajont veramente non ha insegnato nulla. E allora ricordiamo queste 1910 vittime, mi sono spostato proprio nel cimitero di Fortogna questa sera, proprio per questo qui a Longarone, nella chiesa parrocchiale, ci sarà dalle 21:39 l'inizio della veglia di preghiera e poi alle 22:36, ricordando 55 anni fa l'onda assassina, suoneranno le campane. E con questo da Longarone, se non ci sono domande, restituisco la linea allo studio. Grazie a Lucio Zanato. E a proposito del disastro del Vajont, grande richiesta da parte di voi telespettatori di Antenna 3, giovedì sera alle 21:15 andrà nuovamente in onda lo speciale dedicato al Vajont che abbiamo trasmesso domenica scorsa, una nostra produzione che ripercorre il dramma costato la vita a quasi 2000 persone la notte del 9 ottobre 1963. Interviste, voci e ricordi nel dolore dei sopravvissuti. Dunque giovedì il nuovo appuntamento con l'eco del fango, il Vajont. Adesso parliamo del ponte che attraversa il Piave a Vidor, il ponte di Vidor che sarà sottoposto a partire da domani a ispezioni dedicate da parte dell'Ente Nazionale per la Strada, cioè ANAS, per verificarne le condizioni statiche, iniziativa che era stata sollecitata il mese scorso dal Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, in occasione di un sopralluogo di esponenti della stessa società a Susegana. Quello di Vidor è uno dei 5 ponti sul Piave dedicati alla viabilità ordinaria in provincia di Treviso, quindi domani il sopralluogo, la prima ispezione da parte di ANAS. Adesso torniamo alla cronaca e torniamo in città a Treviso con la terribile scoperta della polizia locale nello scantinato del Teatro Eden. Giovani, giovanissimi, che avevano deciso di trascorrere del tempo consumando alcol e droga. Per farlo avevano creato nel locale caldaia del Teatro Eden di Treviso un nascondiglio. A capire che c'era qualcosa di strano gli addetti delle pulizie, che hanno riferito ai proprietari dello stabile di aver trovato sedie, bottiglie vuote e sporcizie all'interno dello scantinato. La segnalazione è arrivata al comando della Polizia Municipale, che ha attivato dei servizi di osservazione. Abbiamo messo in atto una serie di verifiche anche tramite sistema di videosorveglianza e abbiamo avuto la possibilità di innanzitutto registrare determinati atti avvenuti qualche giorno prima, ma abbiamo avuto la possibilità di intervenire anche in tempo reale rispetto ai fatti che stavano succedendo. Ieri pomeriggio il blitz degli agenti che hanno identificato i 5 ragazzini, 4 minorenni, il più giovane di 14 anni denunciato per spaccio alla Procura dei minori di Venezia e un 18enne denunciato invece per danneggiamenti. In quanto imbrattava i muri, danneggiava gli infissi, metteva in atto azioni proprio di danneggiamento del bene. Il lavoro della polizia giudiziaria ha permesso di ricostruire l'attività all'interno dello scantinato. In passato quel luogo era frequentato anche da altri ragazzi, comunque veniva consumate sostanze stupefacenti, alcol. Ma l'intervento della polizia locale non si ferma qui. Convocheremo i genitori proprio per renderli innanzitutto edotti di ciò che è stato messo in atto dai figli e avere un colloquio propositivo e costruttivo appunto con i genitori stessi in ragione proprio della minore età dei ragazzi. Coinvolgeremo pertanto non solamente la polizia locale ma anche i servizi sociali. Ancora droga, i carabinieri di Conegliano hanno arrestato un giovane italiano di 22 anni incensurato, trovato in possesso di oltre 100 pasticche di ecstasy. Il giovane disoccupato è stato fermato per un controllo mentre stava camminando per il centro di Conegliano. I militari gli hanno trovato addosso 4 grammi di cocaina. La perquisizione si è poi spostata in casa e qui i carabinieri hanno trovato le 100 pasticche di ecstasy. A Susegana invece ladri in azione nella zona industriale, hanno fatto irruzione la DG 2000
e un'azienda appunto dove i ladri hanno caricato in un furgone ben 700 kg di ottone e altrettanti di rame per un valore di diverse migliaia di euro, poi sono fuggiti facendo perdere le tracce. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Sembra che l'allarme non sia scattato, non solo, ma l'azienda non aveva installato alcuna telecamera di videosorveglianza. Torniamo in città adesso, torniamo in città per parlare della città che cambia, di Treviso che cambia da tempora nell'aria, e adesso la famiglia Benetton ha formalmente acquisito in centro l'ex intendenza di finanza, mentre sono partiti i lavori di recupero dell'ex Cinema Edison, uno dei buchi neri della città. Da un lato l'avvio del cantiere per la riqualificazione dell'ex Cinema Edison, dall'altro la notizia dell'acquisizione da parte di Edizione Property, l'immobiliare della famiglia Benetton, del complesso dell'ex intendenza di finanza di Via Canova, un'area di 11.000 metri quadrati a ridosso di 2 immobili già recuperati dalla famiglia Benetton, l'ex tribunale e le ex carceri asburgiche di recente inaugurazione. Se la notizia fosse confermata, credo che sia una grande notizia per tutta la città, anche perché si potrebbe dare una continuità a quel grande intervento che è stato fatto sia nell'ex tribunale che alle vecchie carceri, e continuerebbe verso l'ex intendenza di finanza, quindi anche quello un ulteriore spazio abbandonato che verrebbe riqualificato e rivitalizzato grazie in questo caso all'ennesimo intervento della famiglia Benetton. Certamente sono iniziative economiche private molto importanti. Noi dobbiamo dire una cosa, che la centralità deve essere nel riportare popolazione in centro e auspicabilmente con abitazioni non solo di lusso, come abbiamo visto negli ultimi casi, di rilancio, di ristrutturazioni, ma anche di popolazioni magari volte a portare coppie giovani in città. Ad esempio pensare al social housing per dei giovani potrebbe essere interessante per Benetton. Gli appartamenti di lusso verranno ricavati anche all'ex Edison, dove sono partiti i lavori. Significa che il centro storico di Treviso torna ad essere attrattivo, c'è voglia di investire, c'è voglia di ricavare residenze e spazi commerciali di alta qualità. Il sindaco è soddisfatto e grazie alla contrattazione tra Comune e Demanio, il nuovo risico immobiliare fa intuire che le sorprese non finiranno con il trasferimento di Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate dalla Piani all'ex caserma Salsa. Io credo che ci saranno veramente delle grandi opportunità per andare a risolvere tutto quel problema, il famoso problema dei buchi neri in città. Grazie a questo intervento potremo dare degli scopi e delle funzioni a questi immobili da troppo tempo abbandonati. A proposito del sindaco Conte, ieri abbiamo raccontato la presentazione dell'accordo tra Comune e Teatro Stabile per il futuro del teatro comunale. L'ex sindaco di Treviso Manildo replica l'attacco del suo successore Conte, che lo ha accusato di immobilismo. Non ci sta l'ex sindaco Manildo a fare da capro espiatorio nel caso del teatro comunale che rischiava questo autunno di non alzare il sipario. Se qualcuno ha delle responsabilità, dice, non vanno certo addebitate alla precedente amministrazione, ma semmai a fondazione, nel cui CDA siede anche l'ex sindaco leghista Giampaolo Gobbo. Il fatto che nelle esternazioni si cerchi sempre di trovare la colpa a qualcun altro, ecco, questo ha lasciato veramente l'amaro in bocca. La constatazione è che la mia amministrazione aveva uno stile totalmente diverso, ma lasciamo perdere. Penso che chi poteva e doveva fare delle cose con maggior velocità è la stessa fondazione, perché nel momento in cui ha visto che i propri conti erano in difficoltà avrebbe dovuto rispondere alle nostre richieste di fare, tecnicamente avevamo proposto alla fondazione di partecipazione, ma comunque un altro modo per gestire il teatro. La soluzione presentata dal sindaco Conte non convince le opposizioni ai 300. Innanzitutto vorremmo conoscere a fondo qual è questa soluzione del teatro stabile. Il teatro stabile sappiamo che è stato declassato, non è più di interesse nazionale, quindi vogliamo un pochettino capire con che risorse e con che convenzione giuridica si darà un futuro a Treviso. Siamo qui perché tifiamo perché il teatro ci sia, ma vogliamo capire tutti gli aspetti, vogliamo capire come si contempera l'aspetto di teatro di produzione lirica e la produzione del teatro stabile. Nessuno spera che le cose vadano male, conclude Manildo, ma rimane convinto che la strada da intraprendere fosse un'altra. Noi tifiamo perché il teatro continui a essere importante per la città e anzi lo possa diventare ancora di più. Per quello ci piaceva l'idea della fondazione di partecipazione, pensando alle mattine del teatro aperte per le scuole, al fatto che ci fosse la possibilità anche di scegliere il cartellone in un modo assolutamente più aperto e coinvolgente. Questa idea continua a rimanere e penso che possa essere la soluzione migliore per Treviso. A
A proposito di comuni, ci sarà una giornata di referendum il 16 dicembre per 26 comuni veneti, per una popolazione coinvolta di quasi 83.000 abitanti, che saranno chiamati ad esprimersi su una serie di fusioni finalizzate a far nascere 10 nuovi comuni. Lo ha annunciato il vicepresidente della regione Gianluca Forcolin, dando notizia che la giunta regionale, dando seguito all'esito del giudizio di meritevolezza espresso dal Consiglio, ha dato il via libera alla celebrazione dei referendum. Nella Marca trevigiana questo riguarda i comuni di Paderno del Grappa e Crespano del Grappa. Il 16 dicembre dunque i cittadini potranno esprimersi se dire sì al nuovo comune, che nel caso si chiamerebbe Pieve del Grappa. Adesso una brevissima pausa pubblicitaria. Rieccoci in studio in diretta, il telegiornale di Treviso. Ripartiamo dall'incubo di questo periodo degli agricoltori, la cimice nera che devasta i frutteti, e il Ministero cerca di correre ai ripari. Un bel danno, alla fine hanno un bel danno, perché non si può trattare, ma solo con concimi foliari e non con piretroidi. E quindi il risultato è che si può al limite solo spostare da qualche altra parte? Si spostano dall'altra parte. Eccola la cimice nera che imperversa sui campi della Marca. Qui siamo a Musano di Trevignano e questi sono kiwi gialli. Una produzione che finisce tutta al mercato cinese, pagata mediamente il doppio rispetto a tutti gli altri. Produzione però a rischio a causa di questo insetto che punge il frutto e inietta un liquido per estrarne del succo. Il risultato è che i kiwi diventano spugnosi e immangiabili. E non vale solo per questo frutto, il danno generale sui campi è arrivato anche all'80% della produzione. Il problema cimice non è solo per la frutta, ma è per tutte le coltivazioni in generale, anche per gli ortaggi oltre che per la frutta. Come sempre esistono due vie, quella chimica con gli antiparassitari e quella biologica, e proprio da qui la novità arriva dal Ministero. Oggi si è scoperto che in Cina c'è un competitor naturale, è una vespa che va a inibire anche queste le larve della cimice. Stiamo studiando come si può importare questa vespa, perché chiaramente prima di importarla devono essere fatte tutta una serie di verifiche che possa coesistere nel nostro ambiente. Siamo ottimisti che in questa direzione, almeno per il prossimo anno, si possa intervenire in maniera strutturale. Cambiamo argomento. Sabato scorso ha cantato in Vaticano davanti a 5.000 giovani, ma soprattutto davanti a Papa Francesco. Le emozioni di un giovane cantautore trevigiano. E corro, arrivo davanti alla tua porta e non importa se ho il fiato rotto, vedo il tuo viso. 20 anni e tanta grinta. Ce ne vuole per cantare davanti a una platea che oltre a 5.000 giovani vede come ascoltatore principale Papa Francesco. Tanto più se ciò che canti è una tua creazione. Ma Emanuele Conte, giovane cantautore trevigiano di Povegliano, nonostante l'anagrafe, ha già esperienze e doti dalla sua parte. Sabato scorso in Vaticano, sul palco dell'appuntamento Noi per Unici Solidali Creativi, momento clou del Sinodo dei Giovani, ha dato tutto con la sua chitarra. È stata veramente l'occasione più importante della mia vita, innanzitutto perché mi sono sentito veramente fortunato ad essere stato chiamato in un contesto così bello davanti a queste 5.000 persone, davanti a Papa Francesco. E già questo per me è stato un regalo enorme. Passione per la musica fin dall'asilo, poi lo studio, i concerti, la band Oltre l'Eden. Bruciare le tappe a 20 anni con il sogno di sfondare. Ho tutto è la canzone che ha scritto e interpretato davanti al Santo Padre, ispirata alla storia della beata Chiara Luce Badano. L'esibizione in sé è stata accompagnata da attimi prima di entrare nel palco di estrema emozione, di un'emozione che non mi bloccava le corde vocali o mi impediva di rendere al massimo, anzi mi ha aiutato a trasmettere e ad addentrarmi ancora di più in ciò che io stesso avevo scritto. E corro, arrivo davanti alla tua porta e non importa se ho il fiato rotto, vedo il tuo viso. 60 anni di attività e storia, la grande festa per la Confartigianato di Castelfranco, che ha colto l'occasione anche per presentare progetti e obiettivi futuri. 60 anni di attività festeggiati nella bellissima cornice di Villa Emo. È la Confartigianato di Castelfranco che ha scandito 3 momenti importanti per questo traguardo. Primo un evento pubblico rivolto a tutte le autorità e alla cittadinanza, poi la premiazione delle aziende con un certo numero di anni di anzianità lavorativa e poi la grande festa che ha voluto riunire tutti i soci e i familiari.
I numeri dell'associazione parlano da soli. Siamo circa un po' meno di 1200 soci, rappresentiamo una buona fetta di tutto quello che oggi è il sistema artigiano imprenditoriale nella Castellana. Ci siamo impegnati in questi ultimi 2 anni ad un'evoluzione totale, radicale anche del sistema organizzativo interno per dare sempre delle risposte migliori, delle consulenze migliori ai nostri soci. Presente a questo importante momento anche il presidente della Confartigianato Marca Trevigiana, che ha sottolineato come sia fondamentale guardare avanti, ma non solo. Soprattutto di dare anche qualche supporto alle imprese nostre del territorio che possano utilizzare questo contesto favorevole dell'economia che sta riprendendo e riagganciarla per crescere anche non solo sotto l'aspetto quantitativo e economico, ma anche sotto l'aspetto sociale per dare ricchezza ai nostri territori. Una giornata di festa nella quale è stato anche mostrato un filmato realizzato proprio dai diretti protagonisti, loro, gli artigiani. La memoria della tragedia del Vajont anche sotto i riflettori ovviamente di 20 e 10 fra pochissimo, con Roberto Padrin, sindaco di Longarone, e l'assessore regionale Federico Caner. È davvero tutto, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere. Ben ritrovati al meteo. La giornata di mercoledì 10 ottobre sarà in prevalenza stabile sulle nostre regioni, ma vediamo il dettaglio. Sul Veneto sin dal mattino sarà bel tempo, con ampio soleggiamento su tutte le province. Il cielo si presenterà sereno o al massimo con qualche velatura sparsa. Non sono attesi fenomeni degni di nota, salvo per isolati piovaschi sulle aree del Garda. Temperature minime tra 12 e 15 gradi, massime comprese invece tra 21 e 25 gradi circa. Vediamo ora che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Poche novità, anche sulla nostra regione dominerà il sole. Sarà dunque una bellissima giornata all'insegna di un tempo asciutto. Il cielo sarà sereno e sgombro da nubi praticamente su tutti i settori. Non sono attese piogge. Temperature minime tra 13 e 15 gradi, valori massimi gradevoli oscillanti tra 23 e 25 gradi circa. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Tempo in prevalenza buono, soprattutto al mattino, quando sarà ampiamente soleggiato ovunque. Dal pomeriggio non si esclude qualche occasionale piovasco sui settori meridionali della nostra regione, ma migliorerà entro la nottata. Temperature minime tra 13 e 15 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 22 e 25 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi, eleganza e comodità, perché camminare è vivere.